Sabato 29 giugno. Buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Varese, ex Aermacchi. Congelato il piano di riqualificazione, scoppia la rivolta dei residenti che non ci stanno a rimanere con un cumulo di macerie vicino a casa. Ce ne parla Adriana Morlacchi, immagini dell'agenzia Blitz. Avevano promesso una mobilitazione e questa non si è fatta attendere. I residenti di Masnago nella giornata di oggi hanno issato sulla recinzione dell'ex Aermacchi un lenzuolo con scritto «La riqualificazione mette le ali, non tarpatele». Presto sarà disponibile anche una petizione per chiedere alle istituzioni risposte certe. La protesta nasce dalla lettera della soprintendenza recapitata qualche giorno fa a Paolo Orrigoni di Tigros, proprietario del sito, in cui si chiedono modifiche al progetto, specialmente nella parte in cui dovrebbe essere ricavato il centro sportivo. A seguito di quella lettera, nell'incertezza dei tempi e dei costi, le operazioni di bonifica dei terreni del sito si sono fermate. Mercoledì a mezzogiorno è previsto l'incontro con la soprintendenza e poi si saprà quale potrebbe essere il futuro del sito. Spostiamoci a Sesto Calende. Qui, colpito da un malore, un 41enne si è accasciato per terra mentre camminava ed è morto. Elisa Polveroni. Potrebbe essere anche il sole la causa della morte di un uomo di 41 anni deceduto dopo essere stato trasportato in elicottero all'ospedale di Legnano. È possibile che sia stato fatale un colpo di calore. Il fatto è accaduto intorno al 17 di ieri, venerdì 28 giugno, lungo il Sempione a Sesto Calende. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni passanti. L'uomo era accasciato a terra in stato confusionale. Sul posto sono rapidamente intervenuti l'ambulanza e i carabinieri della stazione di Sesto Calende. Il 41enne, residente nel Gallaratese, è stato spostato all'ombra, mentre da un vicino ristorante è stato recuperato del ghiaccio per cercare di abbassare l'elevatissima temperatura corporea. Vista la situazione, il personale sanitario ha disposto il trasporto in ospedale, dove l'uomo è arrivato in arresto cardiaco e dove è morto poco dopo il ricovero in pronto soccorso. Come detto, il caldo e la forte umidità potrebbero aver contribuito in modo significativo al malore. A Gallarate, a 4 anni dalla sua scomparsa, è arrivato il momento di ricordare in modo istituzionale la figura di Don Alberto dell'Orto, per oltre mezzo secolo sacerdote e punto di riferimento della cultura in città. Il presidente del Consiglio Comunale, Marco Colombo, propone di dedicargli un'ala della biblioteca civica. Sentiamolo, immagini dell'agenzia Blitz. Sono Marco Colombo, presidente del Consiglio Comunale di Gallarate e ci troviamo di fronte alla biblioteca appunto di Gallarate. Mi sono fatto portavoce di questa istanza partita dai cittadini come presidente del Consiglio, essendo super partes, per non dare un taglio politico a questa iniziativa. E l'iniziativa qual è? Riuscire a trovare finalmente uno spazio da dedicare a Don Alberto, che è stata una figura fondamentale, importantissima per la città. E perché no? Perché non alla biblioteca, visto che il Don ha lasciato un cospicuo lascito appunto di libri e lui era un appassionato di Pinocchio e della storia di Pinocchio, e essendo stata l'amministrazione comunale molto brava ad intercettare dei fondi del ministero per ristrutturare il palazzo, sarebbe carino dedicargli una parte di un cortile o qualsiasi cosa che poi deciderà anche magari la commissione. Restiamo a Gallarate. Il quartiere collinare di Crenna perde un altro pezzo di storia, chiude l'unica edicola rimasta, il servizio. Una vera istituzione non solo per Crenna ma per tutta Gallarate, con la sua edicola sotto i portici accanto alla chiesa praticamente da sempre. Anche per Enrico Minoli, 76 anni, è venuto il momento di salutare i clienti. Domani per l'edicolante di Via Locarno sarà l'ultimo giorno di lavoro prima della pensione. Un colpo duro per il quartiere di Crenna che da anni combatte contro lo svuotamento commerciale di cui l'emblema sono state finora le vetrine vuote della banca, quasi davanti all'edicola. Ma fino all'ultimo nella rivendita di giornali si respira l'affetto per un mestiere che è quasi una vocazione. Se potessi, confessa Minoli, andrei avanti ancora per qualche anno. Un vero e proprio esercito colorato e festante. È quello delle centinaia di giovani che a Varese partecipano all'oratorio estivo. Il punto di Don Marco Paleari, il responsabile, intervistato da Barbara Zanetti. Immagini dell'agenzia Blitz.
Don Marco Paleari, Chiesa Colbe, per sintetizzare la comunità pastorale. L'oratorio estivo quest'anno quante persone coinvolge e come siete organizzati? Penso che l'oratorio estivo sia sempre l'attività più importante dell'anno dal punto di vista animativo, ricreativo, ma anche anzitutto formativo. Tanti ragazzi, sono 350, poi 80 animatori, che sono i numeri più o meno di tutte le nostre comunità pastorali della città, le quali sono anche più grandi della nostra e hanno anche numeri ancora maggiori. Quindi sotto questo aspetto veramente un numero importante di bambini, 8 ore al giorno o forse anche di più per tanti giorni, e quindi ecco perché l'oratorio estivo diventa la nostra proposta educativa, anche stimata dalle istituzioni, dalle famiglie, anche a volte come modo sano di utilizzare il tempo, ma soprattutto anche con dei contenuti, e su questo vogliamo qualificarci sempre di più. Varese, terra di cinema. La conferma arriva dalla presentazione del docufilm su Ennio Doris al MIV. L'analisi di Diego Pisati. L'ultimo ciak importante dalle nostre parti risale al 2016. A fare sentire Varese Hollywood pensò Luca Guadagnino con Suspiria. Protagonista Dakota Johnson, che nei 3 mesi delle riprese fu ospite dei Borghi. E proprio ai Borghi, Guido e il figlio Giorgio, si deve un docufilm diretto da un altro varesino, Giacomo Campiotti, presentato giovedì al MIV in una serata a inviti che ha visto la partecipazione delle autorità cittadine e di alcune stelle dell'Ignis. Ennio Doris, c'è anche domani, racconta vita e opere del fondatore di Banca Mediolanum. L'idea è stata dei Borghi, che hanno prodotto anche tutti i suoi spot. Ora vorrebbero dedicarsi di più al cinema. A quando un loro film girato a Varese? Difficile dirlo, ma sul tavolo ci sono interessanti progetti di Ettore Imparato e Filippo Brusa. A Legnano, questo è il fine settimana del Rugby Sound Festival. Ieri è stata un'altra serata di pienone. Per noi c'era Laura De Fendi. Sentiamola. Tutti sanno che il Rugby Sound ha un'anima rock, ma all'occasione riesce a far ballare anche il facciolino che è ognuno di noi. E lo ha fatto con la serata Mai dire Goku ieri sera sul palco del Castello insieme a Matt Mancuso, David Cherubini, Simone Billo Tomei e Lorenzo Lawrence Cicerchia, che ormai da 10 anni si sono uniti per creare la Cartoon Rock Boy Band, gruppo specializzato nel riproporre le sigle di quei cartoni, ma non senza creatività. Numerosi infatti sono i loro brani originali. Una playlist che ha accontentato il pubblico di tutte le età, dalla X Generation ai giovanissimi, attratti forse più dalle musiche dei lungometraggi Disney che dai Titan 3. Si tornerà bambini anche il prossimo 7 luglio con Cristina D'Avena, mentre questa sera si balla la musica degli anni 90, meteo permettendo. Molti temi approfonditi sulla prealpina che troverete in edicola domani. Sentiamo Luigi Crespi per le anticipazioni. Sulla prealpina di domani ampio spazio allo sport, in particolare al basket, con la notizia shock che riguarda Sean McDermott, il capitano della pallacanestro varese, lascerà infatti Masnago per trasferirsi in Turchia. Il Pinar Karsiyaka ha convinto il 26enne con una proposta economica più che doppia rispetto al contratto siglato con il Varese. Dalla Valle Olona arriva poi il caso della proposta di fusione tra i comuni di Fagnano e Solbiate, che però sembra incontrare subito le prime difficoltà. Spazio quindi alla pagina del terzo settore, con tante notizie che riguardano le realtà solidali del territorio. E infine, come ogni domenica, 3 pagine dedicate alla salute, con tanti consigli preziosi per stare bene. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.